Amici miei bellini, essendo martedì mattina dobbiamo parlare di questa partita, l'ennesima sconfitta. Ah no, perché ha il sapore della sconfitta quando in realtà l'avevamo vinta? Mancavano pochi secondi. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, io spero di riuscire a essere abbastanza stringato, perché qua si rischia di fare una seconda live però registrata, perché sono talmente tanti gli argomenti che vorrei mettere in linea che rischiamo di perderci in chiacchiere. Invece no, il pollo resta, perché il pollo resta. Ma quando parliamo del pollo e dei polli che siamo, perché siamo polli a tutti gli effetti, prima di accusare Manolas, prima di accusare Bakayoko, dobbiamo assolutamente accusare Di Lorenzo, ragazzi. Mi dispiace, ma non ci sto. Poi io volevo veramente parlare di una partita, perché questa è la classica partita che finisce 3-2 e si parla di cuore Napoli, la reazione, nonostante gli episodi arbitrali. Gattuso indovina certe cose. Io invece avrei voluto fare il video contrario, dove vi dicevo non mi è piaciuto l'idea di Gattuso, questa eccetera eccetera, nonostante la vittoria, perché voi lo sapete che qua non siamo mai risultatisti, proprio mai. Cioè, quando il Napoli vince con l'Empoli, quando il Napoli vince con l'Udinese, io ho sempre detto questa partita qua l'abbiamo portata a casa ma non mi è piaciuta. Invece altre partite dove abbiamo anche perso, io ho detto qua non è colpa dell'allenatore, perché il suo dovere l'ha fatto, poi abbiamo sbagliato i gol sotto porta. Quindi io volevo proprio come ci ho creduto fino alla fine, insomma, di poter fare un bel video contrario dove vi dicevo però la sostituzione di Mertens, capisco che sta male, capisco che ci sono partite una dietro all'altra, però è come dare un segnale mettere Elmas, perché è come dare un segnale di paura alla squadra, come anche mettere Yusai a destra, a sinistra, cioè è come dare un segnale di paura, perché vuol dire che ti devi difendere su Berardi. Quindi sono una serie di cose che io penso prima, e dato che sono coerente lo mantengo al di là del risultato. Poi dopo che succede? Succede anche che Yusai proprio dalla sinistra indovina il passaggio filtrante, il passaggio al volo proprio per Insigne di destro, cosa che credo che Gulam non avrebbe fatto. Forse Gulam l'avrebbe tirato quel calcio d'angolo dove viene poi il primo gol di Insigne, e quindi l'aveva indovinata. Fondamentalmente l'aveva indovinata. Io avrei messo Yusai a destra per far riposare Di Lorenzo, ma invece fortunatamente non sono io l'allenatore del Napoli, perché confermare Di Lorenzo è uomo partita fino al 93esimo e 4 secondi, perché alla fine della fiera entra in tutti i gol. Adesso vediamo anche le immagini. Entra in tutti i gol del Napoli e assist, cioè fa il gol nel primo gol. Vediamo pure le immagini, vi faccio vedere, perché se no parlo a vanvera. No, non parlo a vanvera. Nel primo gol, quello di Zielinski, c'è una bellissima triangolazione tra Di Lorenzo e Politano. Poi Di Lorenzo trova il filtrante per Demme, che servirà poi Zielinski. Qui Insigne vedete che è arrivato fino in là, perché Insigne sta facendo molto di più la seconda punta per aiutare Mertens. Questo è anche questa una cosa nuova che vediamo. Politano viene più dentro e a prendersi il pallone tra le linee, e Insigne fa questi movimenti perché bisogna riempire l'area e bisogna portarsi i difensori e fare entrare Zielinski. Questa è una cosa che la vogliamo dare a Gattuso, diamo a Gattuso quello che è di Gattuso. Se Zielinski sta segnando di più è anche questo, è anche perché ci sono dei movimenti che lo portano al tiro bello più libero. Invece no, Gattuso out, vabbè, non fa niente. Quindi Di Lorenzo entra in questa azione qua. Dopodiché guardate la sua scelta. Lui praticamente su questo fallo laterale Bakayoko è marcato, quindi ce la vogliamo prendere con Bakayoko, va bene. Poi ce la vogliamo prendere con Manolas dopo, va bene. Ce la vogliamo prendere con Gattuso, che ha sostituito, che ha messo Manolas in campo, va benissimo, come volete voi. Col senno di poi è facile. Ma l'errore qua è solo di Di Lorenzo, perché a scuola calcio mi hanno insegnato che quando i tuoi compagni sono marcati, fallo laterale tu lo fai lungo linea forte in avanti, e cosa succede? Al massimo te la mettono in fallo laterale e hai guadagnato metri. Questo succede, questo può succedere. Ma poi avevi anche una seconda ipotesi, Bobotta lì, se tu gliela dai sul piede, Bobotta al volo la tira in avanti
partita finita, cuore Napoli, reazione 3-2, grande Napoli, incredibile. E invece no, quindi bisogna prima di tutto accusare Di Lorenzo, secondo Bakayoko che tutto macchinoso cerca di scartarselo, buttalo in fallo laterale, gravissimo. Terzo, di nuovo Di Lorenzo che entra a caso, mi pare si fa fare pure il tunnel, dopodiché si può parlare anche di Manolas che aveva anche il tempo di fare un'entrata killer prima che entrasse in aria, e poi vediamo se l'arbitro al 94esimo fa battere anche il calcio di punizione. È normale che fai battere il calcio di rigore quando a tempo anche scaduto. Potevi fischiare prima, certo che potevi fischiare prima, ma questo arbitro è anche l'arbitro che il primo gol, quello sull'autogol di Maksimovic, mi dispiace, ma questo non è mai fallo di Politano, non è mai fallo, mi potete convincere, non è mai fallo. È proprio Berardi che si mette con il culo davanti a Politano che si ferma e si prende il fallo, ma non è mai fallo, ma va benissimo. Dopodiché il rigore vero, perché tutti questi sono rigorini, Luca Marelli li chiamerebbe i rigorini, quello di Yusai ci sta, quello di Manolas è anche abbastanza confuso, cadono tutti e due, poi Manolas si sente in colpa ma non riesce, ma alla fine molto generoso anche questo. Quello là su Di Lorenzo stesso abbastanza generoso, c'è l'impatto della gamba, ma quello più clamoroso è proprio quello su Politano, dove non c'è ostruzione, non c'è niente, c'è proprio gomitata in faccia, proprio fallo, calcio di rigore e ammonizione senza proprio dubbio. Dopodiché vogliamo parlare di cose arbitrali, dobbiamo anche capire questo fatto delle linee, perché tutti stiamo dicendo che Insigne non era in fuorigioco, ma io voglio capire queste linee come le tracciano e chi le traccia, ok? Se voi mi fate vedere le linee, quelle là verticali, no? Come nel caso di Ronaldo, che qualcuno diceva anche a Ronaldo hanno annullato il gol assurdo, ok, ma io vedo la linea blu, ok, che mi indica dove sta l'ultimo difensore, la parte del corpo utile dell'ultimo difensore, e quindi vedo il ginocchio così. Dopodiché la linea rossa in verticale indica la spalla, fuori gioco, millimetrico fuori gioco. Ma quando io vedo per esempio il gol della Roma, ok, le vedete queste due linee? Io non mi trovo, cioè se la linea rossa deve indicare dove sta l'attaccante, ok, ma quella non è la parte dell'attaccante che è ancora in gioco, la parte dell'attaccante è perfettamente in linea con il difensore della Fiorentina. Allora qui si può dire in linea, il rigore, il gol è regolare e sono d'accordo, ma che cos'è quell'altra linea rossa? Allora io questo mi sto chiedendo, come le tracciate queste linee? Giusto per giustificare una cosa. Quindi quando noi diciamo della linea del VAR ci dobbiamo fidare perché è l'unica cosa scientifica, mi dispiace, non ci credo più. Non ci credo più, perché queste linee, per darci un'idea visiva, sono messe a cazzo di cane, ma senza proprio problemi. Tant'è vero che anche questa qua su Insigne con la linea rossa io non mi trovo, perché se la linea blu deve essere la linea del difensore e la linea rossa è quella là del tacco di Insigne, io vedo che il difensore sta benissimo sulla linea rossa, quindi è uguale a quello della Roma. Non può mai essere fuori gioco questo qua, ma proprio mai, a meno che non ci date altre immagini molto meglio, e allora io mi convinco. Ma nel frattempo che non mi date queste immagini e vedo 3 ore per giustificare queste immagini strane, perché sono strane, non mi convince più. Detto questo, è ovvio che noi non facciamo il pianto per cose arbitrali, perché clamorosamente, nonostante queste schifezze arbitrali, perché sono di nuovo schifezze arbitrali tremende, il Napoli, che con un XG che potete vedere di 2.47 il Sassuolo, 2.54 il Napoli, quindi il Napoli ha creato tanto quanto il Sassuolo, il pareggio è giustissimo, però è chiaro, io ho visto sofferenza, il Sassuolo prende la traversa, prende il palo clamoroso, Maksimovic scheggia la traversa, va bene, ma sono stati più pericolosi loro. A me mi sta bene il pareggio è ben pagato per come il Sassuolo ha affrontato la partita e per come il Napoli non è riuscito bene a mettersi in campo e a schermare, il pressing non mi è sembrato proprio tranquillo e ben fatto, c'era un po' di confusione, Demme a tutto campo, Fabian Ruiz che seguiva degli avversari, ma delle volte loro sono usciti bene palla al piede, e l'occasione quella là del rigore di Yusai sono loro che escono bene palla al piede. Poi dopo c'è un mezzo macello fatto tra Di Lorenzo e Maksimovic, ma mi sembra evidente che Sassuolo meritava almeno il pareggio, sarebbe stata una sconfitta pesante per il Sassuolo, però c'è anche da dire che il Napoli l'aveva ribaltata, quindi non piangiamo per le cose arbitrali, perché ce l'avevamo fatta, è incredibile, ce l'avevamo fatta. Dopodiché ci dobbiamo trovare a parlare di una situazione, è lungo, lo so,
avete ragione. Dobbiamo saltare la lavagnetta perché io vi devo parlare anche del caso Insigne. Vi devo parlare del caso Insigne perché mentre altre immagini ci dimostrano Gattuso che dopo i gol continuava a dire quello che non andava a questi giocatori, perché evidentemente lui dalla panchina vedeva che certe cose non andavano bene, è chiaro. Maksimovic fa proprio la faccia questo mi stai chiedendo di fare, proprio è difficile, cioè fa proprio la faccia di quello che dico: se tu mi chiedi questo è proprio complicato per me farlo. Ecco perché arriva anche la sostituzione di Maksimovic, stava in grossa difficoltà per tutta la partita. Quindi fare entrare Manolas può significare anche che un calcio di punizione, un calcio d'angolo, Manolas ti può fare il colpo di testa vincente, e poi col senno di poi dicevi grande Gattuso, grande sostituzione, e invece non ce ne va bene uno. Perché non ce ne va bene uno? E Manolas è proprio protagonista del fallo di rigore al 94esimo, clamoroso, clamorosissimo. E quindi invece Insigne come reagisce a tutto questo? Che squadra di merda. Ora però voglio capire, c'è una sola possibilità che scagiona Insigne: se stava dicendo contro questa squadra di merda, perché da tifoso uno può dire che su Sassuolo è una squadra e mezzo, ce l'avevamo fatta, sai, però temo che questa intuizione mia è sbagliata e che Insigne si stesse rivolgendo proprio ai suoi compagni di squadra. Che squadra di merda. Perché? Perché probabilmente nella sua testa fragile mentalmente lui diceva: io ce l'ho messa tutta, io l'ho ribaltata questa partita, perché comunque è suo l'assist per Di Lorenzo, è suo il rigore, e insomma lui si è preso la squadra sulle spalle. Poi ha fatto delle cose anche troppo individualiste, il tiro da centrocampo, certe volte ha azzardato il dribbling. Sì, è la classica partita dove Insigne la vuole risolvere da solo. Il gol praticamente regolare di millimetri era suo, quindi lui l'aveva sentita sua questa vittoria, e invece sfuma la vittoria all'ultimo secondo e lui però stai sotto ancora le telecamere, sei in campo, ti sei girato verso il campo e hai detto squadra di merda. Non è possibile, un capitano non può mai fare questa cosa qua, ma proprio mai. E quindi qua si ritorna al problema. Gattuso l'aveva pittata l'anno scorso già. Non annusano il pericolo, è vero, non lo annusano il pericolo. Se battiamo quel fallo laterale in quel modo vuol dire che non annusiamo il pericolo. Ci manca il veleno sotto porta, è vero. Leggasi Fabian che la spara addosso a Consigli, c'era anche Elmas lì, la potevi passare, ma vabbè, si sbagliano i gol. Gattuso l'aveva pittata. Insigne Musone, Insigne che cioè, i giocatori se la prendono troppo tra di loro, le immagini di ogni giocatore che si indica per dire colpa tua, è colpa tua, guagliù, con tutto il bene. È proprio chiaro. Poi ci possiamo parlare del valore di questa squadra, potevamo arrivare quarti, potevamo fare meglio in questa stagione sicuramente. Gli errori di Gattuso li abbiamo sviscerati e ci sono, però Gattuso è un allenatore che è stato lasciato solo dalla società. Il silenzio stampa è un danno, perché adesso si lascia fare ipotesi in televisione ai giornalisti, quelli onesti e quelli disonesti. Io non sono nessuno, io sono uno youtuber, però i giornalisti con disonestà sottolineano solo le cose che vogliono loro per attaccare Gattuso o per difendere Gattuso, e questo non fa bene a questa squadra, mai, non farà mai bene a questa squadra. Io spero che ADL veramente si sia reso conto che così non si può andare avanti, che ha delle serpi in seno all'interno della società che non fanno il bene del Napoli, che si chiami qualcuno che, a parte De Nicola e di infortuni eccetera eccetera, si chiami una figura nuova che faccia da intermediario tra squadra, allenatore, media eccetera eccetera, perché il lavoro di Lombardo, di Baldari e compagni non funziona. Il silenzio stampa significa lasciare Gattuso in pasta alle critiche e alle cose anche disoneste. Io il mio lo faccio da qui e vi invito ovviamente sempre al dialogo, perché io vedi, al di là, abbiamo vinto 3-2, per me Gattuso ha fatto degli errori, cose che avrei fatto diversamente. Abbiamo vinto 3-2, chapeau alla squadra, anche fortuna, si può vincere anche con un po' di fortuna. No, noi siamo i polli questi qua. Avevamo vinto e alla fine, dopo tutti gli errori, tutte le cose tremende che aveva fatto Gattuso, le sostituzioni sbagliate, Culam che poteva giocare dall'inizio, tutto giusto, avevamo vinto 3-2 nonostante gli errori arbitrali. E poi Di Lorenzo la dà a Bakayoko cerca di scartarsi l'avversario, Di Lorenzo va a vuoto, Manolas insegue l'avversario finché non entra in aria e fa il calcio di rigore. Signori, Gattuso out. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Ditemi quello che ne pensate nei commenti, perché qua veramente ognuno può avere ragione, io non dico che avete torto, però cerchiamo di essere onesti.
Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato tasto, da sapere solo, non mi ricordo come mi chiamo.